Saltato l'accordo per la festa musulmana in chiesa a Jesolo. L'idea era del direttore della Caritas veneziana Don Dino Pistolato, che aveva proposto la parrocchia di Piazza Trieste per i circa 300 musulmani in preghiera per la fine del Ramadan. Il parroco si è però rifiutato di concedere lo spazio. In precedenza, per via di Miss Italia, era saltata anche l'ipotesi del Pala Arrex. Nel giro di soli 2 giorni un delfino morto tra gli scogli di Bibbione, un altro delfino e una tartaruga senza vita ad Duna Verde di Caorle. Sul litorale veneziano gli animali spiaggiati non sono certo una novità, ma colpisce l'insolita frequenza dei decessi. Le carcasse saranno esaminate dai veterinari dell'Università di Padova, che cercheranno di capire come sono morti i 3 animali. San Donà invasa dai cosplayer. Circa un centinaio i personaggi della fantascienza e del fantasy che hanno preso parte alla 4ª edizione della Fiera del Fumetto, un evento di richiamo a livello nazionale. Quest'anno in fiera a San Donà c'erano 200 espositori da tutta Italia, 30 autori ospiti, 20.000 visitatori che potevano divertirsi con giochi di ruolo, carte e caccia al tesoro. Entro l'inverno il comune aprirà a Treviso un ostello notturno con 25 posti letto per i senza tetto. L'annuncio è stato fatto durante la Notte dei Senza Dimora, evento di sensibilizzazione e solidarietà organizzato a favore dei clochard. C'è stato un flash mob in piazza, un dibattito e una simbolica vendita all'asta dei cartoni usati per dormire. A Treviso si contano dai 60 ai 70 barboni. A Vittorio Veneto nasce una task force contro le finte sagre. I commercianti dell'Ascom andranno dai sindaci per bloccare gli eventi gastronomici senza prodotti tipici locali. Non ce l'abbiamo contro le sagre parrocchiali, puntualizzano i commercianti, ma contro le manifestazioni nate solo per far cassa, come una recente festa che promuoveva i prodotti della gastronomia tedesca. Giovanni Azzolini nel salotto domenicale di Mara Veniera Rai 1 per chiedere la riapertura delle case chiuse. Il sindaco di Mogliano continua il tour de force televisivo, ha bisogno di altre 100.000 firme per raggiungere il traguardo del referendum sull'abrogazione della legge Merlin. Maliziosa, la Venier gli ha chiesto: sindaco mai stato con una lucciola? Mai, ha risposto sicuro Azzolini. Sgominata dalla squadra mobile di Padova, un'organizzazione che trafficava in animali da compagnia, soprattutto cani e gatti. 20 le persone indagate fra veterinari, autotrasportatori e trafficanti. Portavano i cuccioli dall'Ungheria, maltrattandoli con lunghi viaggi. Tramite veterinari compiacenti che fornivano falsi certificati, gli animali risultavano allevati in Italia. Successo per l'apertura domenicale delle botteghe sotto il Palazzo della Ragione a Padova. Il consorzio del Salone ha coinvolto i 50 negozi che hanno tenuto aperto per tutto il giorno, una risposta adeguata alla spietata concorrenza dei centri commerciali e anche al difficile momento di crisi. Visto il successo, l'iniziativa sarà ripetuta al più presto in altre occasioni festive. Danza Mania ad Este per un giorno, capitale della danza sportiva. 600 ballerini arrivati da tutta Italia, Puglia e Calabria comprese, hanno affollato il Paleste per il secondo trofeo Marlen Club. Tanti anche gli spettatori, in 2200, hanno applaudito le coppie che si sono esibite in diversi stili, dal latinoamericano al valzer lento, dal liscio ai balli di sala fino alle danze standard.